mercato è l'ente gestore da parte del Comune di Verona e anche degli altri soci di quello che è il centro agroalimentare di Verona. Un centro agroalimentare che si espande su 550.000 metri quadrati, all'interno ha gli operatori concessionari che si dividono in struttura mercatale e una struttura dei generi misti. In particolare ci sono circa 59 posteggi all'interno del centro mercatale e all'interno dei generi misti invece ci sono più attività che riguardano il florovivaistico, riguardano l'ittico e quelli che sono anche attività logistiche per la movimentazione della merce. La guida di Verona Mercato mi ha portato l'opportunità che mi è stata data da parte del Comune di Verona, chiaramente la propria amministrazione, di poter gestire e controllare questa società che di fatto nel corso degli anni ha dovuto comunque affrontare grandi sfide. In particolare in questi anni qua abbiamo dovuto affrontare le sfide che sono legate più in particolare agli investimenti del PNRR. Non vorrei essere ripetitivo, però la sfida più grande è stata proprio quella di poter entrare nell'ambito del PNRR. Quindi dalla nomina noi abbiamo dovuto deliberare in merito a poter presentare questa domanda, una domanda che inizialmente era piena di incertezze perché mancavano determinate basi di riferimento, ma che invece Verona Mercato ha portato avanti in maniera molto importante e anche significativa, arrivando prima in Italia con punteggio 100, quindi aggiudicandosi un finanziamento di 10 milioni di euro. Il valore che orienta me come presidente, ma in genere Verona Mercato è proprio staff, è proprio quello che riguarda il rispetto delle persone, il rispetto del valore del lavoro, che sono per noi cose molto significative, e soprattutto la possibilità di creare valore per le persone che ci sono attorno. Personalmente nel futuro di Verona Mercato vorrei vedere l'interesse maggiore da parte del territorio del Comune di Verona, proprio la possibilità che il cittadino viva in maniera diversa questa struttura che è molto importante. E la seconda cosa, mi piacerebbe che fosse un mondo ringiovanito, quindi un mondo dove anche il giovane porta le proprie idee, le proprie intenzioni, le proprie volontà e il proprio sforzo di lavoro, perché come noi diciamo sempre, la volontà di far bene genera sempre comunque benessere per tutti.